poco più grande della bandiera del panino, che di una tenerezza, ragazzi, si mette esatto in mezzo ai manifestanti della Lega e prova in ogni modo a farsi menare, ma non ci riesce. Sentiamo quest'audio straziante di un contestatore fallito che non riesce, e lasciaci il microfono aperto, a farsi menare con il microfono aperto, ovviamente. E qua con la bandiera italiana, sono un cittadino italiano, io ho tutto il diritto, non mi interessa se rischio, ci sono le autorità, se mi aggredite ci sono le autorità. Non ti E nessuno aveva la minima intenzione di aggredirlo, quasi lo adottano, cioè, io sono qua. mancava poco e ti si offriva anche un caffè. E non ho problemi a dire che sono italiano e avere questa bandiera oggi, anche a rischiare di essere picchiato. Denuncerò tutti. Denuncerò tutti, noi masochista. Cioè, prima le prendo, poi denuncio, tanto le voglio prendere però. Ecco, viene aggredito nel senso che gli mettono una bandiera dietro le spalle. A parte il tricolore, che cos'hai da dire? Io ho detto che sono italiano. Sì. Io qui Cosa oggi le dici? Contro di noi, stai manifestando contro di noi. Sono È una contromanifestazione. Sto manifestando contro un'idea. Mi dispiace. È un'idea. È un Le idee reato. si possono contrastare. Io provo a contrarre, io non ce l'ho con le persone, io ce le ho con le idee. Io ho una mia idea, che è l'Italia Unita. È una manifestazione e non non l'Italia autorizzata. indipendente. Bello, l'unico manifestante leghista che lo va a, come dice, a turbare la sua contestazione isolata, gli contesta che la sua è una manifestazione non autorizzata. E poi gli chiede, ma tu oltre a questa bandiera che cos'è che c'hai da dire? Niente, sentiamo. Io ho il diritto di stare qua. Sono valori che io ho. Tanto arrivano tanco, regali. È la mia città, Verona. Scusami, è una manifestazione, se vogliamo, pubblica, ma che non è. Io posso stare. Io non vanno a rompere i coglioni alla Fratelli. Li ho rotto i coglioni? Un pochino. Ecco, loro mi stanno provocando adesso. E neanche fatto la naia. Le idee si possono avere anche senza la violenza. No, ci ne ho le calze, allora. Ecco, L'attacco principale è il fatto che non abbia le calze. questo è il momento di massima violenza verbale che il militante leghista raggiunge. Ho il diritto di stare qua. Viene ripreso. Viva l'Italia! Fratelli d'Italia, l'Italia sedetta. Il pennello è un po' sfuggito, però ho fatto perfino io questo inno qua. Schiavo di Roma! Il giovane canta l'inno italiano e gli ricordano che lui ha appena gridato schiavo di Roma. Ho fatto l'artigliere da montagna. Io ho fatto l'artigliere da montagna, che un po' ho fatto il militare a Cuneo. Esatto, è la Adesso variante. che sentiamo, guarda, a me viene in mente lei, non so come mai, è da fantozzi. È un'associazione di però idee. l'associazione è proprio immediata per me, non so perché, lo stesso masochismo, non lo so. Questa. Io ieri sera sono stata violentata. Come? Certo, apposta ho accettato questo incarico. Che mi violentino pure una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, 6 volte, 7 volte, 8 volte, 9 volte. Mi scusi, signora, ma non ha mai pensato di prendersi ogni tanto qualche piccola sosta? Mi spezzo, ma non mi piego. È un po' così questo masochismo fino a se stesso. Se non c'è riuscito lui a farsi menare, non ci riuscirà più nessuno. Ma veramente, cioè, è una pacificità veramente fuori, che travalica i monti e il mare. In compenso, diciamo agli amici dei centri sociali di Milano, che anche loro immagino non perderanno l'occasione di fare la caccia al leghista il 18 ottobre, che però ci sarà un servizio d'ordine e quindi nel senso, esatto, di questa volta verranno noleggiati nei peggiori bar di Caracas e verranno assoldati. Abbiamo una convenzione con la Russia, ci mandano dei ragazzi. Io dico agli amici dei centri sociali di mettere insieme degli elementi. Noi non possiamo, diciamo, unirli, ma metteteli insieme da soli. Matteo Salvini e buona parte della dirigenza leghista, proprio i giorni prima della manifestazione, andranno in Russia e pochi giorni dopo
Putin pare a Milano e pochi giorni dopo ancora ci sarà la manifestazione. Unite questi puntini, ci saranno dei plotoni di Omon. Esatto, Si chiamano Omon, sono gli antisommossa russi, che sono famosi tristemente per la loro... Però si chiamano Omon, puoi immaginare cosa sia. Perché i russi sono veneti in realtà. Cioè, sì, Putin è Putin, e le guardie sono gli Omon. Cioè, stiamo lì. Quindi no. Secondo me sì, comunque riusciamo a mandarlo, vedi? Finalmente riusciamo a mandare questa canzone di Johnny Cash, ce l'abbiamo in sospeso da mesi. Da mesi. Anni. Ogni mercoledì la vuole mandare, oggi ce la facciamo. Well, I woke up Sunday. Applausi dei detenuti della prigione di Folsom. Pensavo fosse Dalmine in piazza, no, in non realtà. era Dalmine, invece purtroppo no.
era i Miogni, credo, San Vittore. Esatto, l'equivalente padano di Folsom Blues, ma comunque abbiamo un ottimo SMS di Claudia che ci dà degli ignoranti. Dumana Vittoria, solo la signora Vittoria è schiava di Roma. Sì, perché aspetta, spieghiamo agli amici a casa. Claudia ci scrive ignoranti, punto esclamativo. Fin qui è giusto, perché questa è la trasmissione che si fonda sull'ignoranza. Esatto. Schiava di Roma è la vittoria. Capito? Sì, no, ma l'inno lo sappiamo. Che schiava tu lo cantavi in piazza con la divisa da balilla quando eri piccolo. Eravamo nello stesso. Un paio di vite fa eravamo tutti obbligati e tra poco torneremo a vivere queste esperienze. Il tempo che faccio. Lo sappiamo, quell'inno lì lo sappiamo. Che schiava. Aspetta, allora. Sì. Dov'è la vittoria? E già qui è una domanda. Stai leggendo da qualche parte, loro pensano. Dov'è la vittoria? E già qui è una domanda da farsi, perché sono in 150 anni di storia, c'è qualche pareggio, c'è qualche rigore mutilati, centinaia di migliaia di mutilati. Sì. Ecco, dov'è la vittoria che schiava di Roma e Dio la creò? Alla fine però Claudia c'è un punto di domanda, nel senso che nemmeno l'inno interpretato giustamente risolve la questione. Dov'è? Spiegaci dov'è? Perché noi sinceramente di vittorie ne vediamo ben po'. Dov'è? E va bene, facciamo anche qui dell'umorismo da circolo e non ce ne vergogniamo. Dopo Cash puoi tranquillamente puoi fare essere in pace con il mondo. Allora facciamo un ricapitolo per dire tutte le cose importanti che, diciamo così, emergono da questa nostra puntata. Allora, dalla Libia sta arrivando una vagonata di gente. Esatto, e questo è un problema. Ma da tutta l'Africa, gente Ebola, mica Ebola, ISIS. È contento solo Vendola. È contento solo Vendola, per motivi ignoti. Il resto del mondo considera che questo è un problema. Il resto del mondo dice, oddio, c'è il piano Calergi in atto. Alcuni reagiscono dicendo, arriva una vagonata di gente dal Nord Africa, io scappo a nord a mia volta. Esatto, quindi e arrivano in Inghilterra. Per non morire o di fame o di pazzia, vanno tutti in Inghilterra dove la lingua è facile o a Berlino dove la lingua è difficile. Questa è la seconda delle lingue, comunque sia anche lì poi o in Australia dove anche lì la lingua è facile. L'Australia sembra dove i clandestini vengono praticamente cannoneggiati, senza che nessuno dica niente. Hanno detto anche che se sei incinta i bambini a noi non ce ne frega granché, cioè hanno detto una roba del genere, cioè proprio abbastanza un po' duri, ecco, un po' leghisti. Sì. Peggio che leghisti. No. Allora ricordati una cosa importante: o sei entusiasta di queste migrazioni oppure sei fobico, non è che c'è una terza possibilità. Quindi se non siamo entusiasti noi siamo tutti fobici, mentre stiamo qui che ci teniamo nella paura. Intanto arrivano delle altre SMS sulla questione se la vittoria è schiava o meno di Roma, ma mentre noi siamo attanagliati dalla paura del diverso qua a Radio Padania, cosa che ci prende generalmente la sera, teniamo mano alla borsetta perché siamo notoriamente tutti terrorizzati da questa vulgata, possiamo dire quindi questo. Questa è la prima morale della favola. Per chi non volesse o non potesse andare a Berlino o in Australia c'è un'alternativa. L'alternativa è quella di andare a Milano il 18 ottobre. Bravo, vedi che lo sai. Una bellissima gita, Milano è bella. Per fare una grande manifestazione di popolo, nel senso dove ci sono dentro di tutto. Per fare in modo che i nostri giovani rimangano qua senza dover scappare a gambe levate, per avere una possibilità dignitosa di vita, che vuol dire anche semplicemente fare il lavapiatti e pagarsi un affitto, e per evitare che ci sia della gente che non solo viene qui illegalmente da ogni parte dell'Africa, ma magari evitare che li andiamo a prendere, perché è veramente una cosa più eccezionale che rara questa qui, insomma, che delle persone vengano prese direttamente dallo Stato che viene... Decisamente. Io invito anche tutti gli amici a casa a fare un piccolo esperimento per capire che la situazione è problematica. Prendete un Atlante di quelli vecchi, ritagliate l'Africa, provate a sovrapporla sopra l'Italia. No, ma perché se ci sta anche è una proiezione sbagliata. Ah, sbagliata, in realtà è piccola. In realtà l'Africa è ancora più grande di quello che appare. Per farti capire, l'Australia è 2 volte l'Europa. Immagina l'Africa, che cosa gigantesca è. Senti, cose non risolte, ma finalmente abbiamo risolto il problema sulla schiava di Roma, perché Frank ci dice
e la vittoria nello stesso modo in cui vabbè, questa la leggi tu perché io sì, a mio rischio e pericolo. Sendo. Allora, c'è stato un dibattito filologico sull'inno d'Italia, su chi è la schiava di Roma, e Frank da Varese dice schiava di Roma è la vittoria, nello stesso modo in cui quella rasata da Grignani era l'aiuola. Ecco, questa è la sintesi che trova Frank, e noi ci chiudiamo così con questo momento bello, anche un po' triviale forse, certo. ma fa parte, no? Cioè della vita nuda delle popolazioni mitteleuropee. Mi piace? Ho messo mi sono caricato nel cervello un elaboratore casuale di frasi per questi momenti in cui tu non mi guardi, ma ti metti a scrivere su Google Europa continente. Ma no, perché altre amenità. l'Africa è 30 milioni di chilometri quadrati, l'Europa è 10 milioni di chilometri quadrati. L'Africa è 3 volte l'Europa. Sì, però se tu la metti in altezza e non fai lo xenofobo, riesci a farci stare tutti. Ma dai, ma tu avrai una stanza in più. Esatto, e se non ce l'ho la creo e io dormo nell'amaca, va bene? Dormiamo qui negli studi da Depadani. Io ci dormo davvero, non prendermi in giro. Adesso io vado sotto il tavolo a dormire e la mia ninna nanna sarà Leo Siegel, condite la vostra. Dopodiché il grande Pierluigi Pellegrin con il punto politico, meglio come dice lui, il punto e basta. Per Rebelot oggi è tutto, ma noi ci sentiamo ancora domani alle 16:30 con una nuova puntata. Grazie a Marco Bordonaro che anima i mercoledì di Rebelot. Grazie a Marco Pinti che li anima tutta la settimana Rebelot. Grazie a Roberto Colombo che parla poco ma lavora molto, e buona serata a tutti voi, passate una bella serata, fateci questa cortesia. Ciao. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça.